Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Oggi è un episodio molto importante, abbiamo qui Luigi Leonardi allora Luigi, io vorrei, visto che ormai già si trova, ok, su internet materiale, interviste, c'è di tutto sul tuo conto, ok? Quindi già hai raccontato bene chi sei, fai giusto un piccolo preambolo, una piccola spiegazione veloce per chi si scoccia di leggere e vuole ascoltarti adesso al podcast. Sì. E entriamo poi nello specifico, nel motivo per cui sei qui. Sì, in realtà veramente ci sarebbe da dire Madonna un'altra volta questo. Ok. Considerando gli anni stavo dicendo che ho perso in questa battaglia, ma in realtà non credo di averli persi. In buona sostanza io chi sono? Sono un imprenditore napoletano, ho ad oggi 50 anni, che ha subito che aveva in testa di poter aprire l'attività laddove riteneva opportuno aprirla, dove commercialmente riteneva interessante aprirla, perché mi sono sempre fatto questa idea. Io apro dove mi conviene aprire. L'idea di dover chiedere all'antistato se avessi potuto aprire in quella zona mi ha sempre sconvolto l'esistenza, cioè mi ha sempre fatto pensare, ed è un'idea che non ho mai accettato. Quindi io di buona sostanza che cosa ho fatto? Siccome la Camorra, ragazzi, parliamo di quello, la tematica è quella, ma in realtà parliamo di chi si oppone alla criminalità organizzata, a chi dice proprio no a questo sistema. Io questo sistema non l'ho mai accettato. Quando mi sono venuti a dire ma che ti pensavi di fare, dico beh, l'imprenditore, non il bancomat per la criminalità. Quindi in buona sostanza io che ho fatto, sulla scorta di mio nonno che pagava ai casalesi, mio padre che pagava o Giappone lo chiamavano, i Pucca, te li ricordi? A Sant'Antimo, di che io devo aprire la mia attività senza pagare questa gente. In buona sostanza ho fatto quello, ho aperto a Melito una fabbrica e un negozio di illuminazione, e sono stato molto bravo, nel senso che io sono imprenditore, sono nato imprenditore e me la sono sempre sentita dentro questa storia. Comunque in buona sostanza dal 97 fino al 2004 avevo dei fatturati molto importanti, quasi 8 milioni di euro. Poi che cosa è successo? La criminalità organizzata sa pure tu quanto c'hai in banca. Nonostante tra i commercianti, tra gli imprenditori, fra i professionisti si dice mantieni un profilo basso, sai, ti condizioni la macchina, un po' come in realtà se ci pensi questi condizionamenti li subite anche voi, anche i giovani di oggi per esempio, è la società che l'ha recepita questa faccenda. Voi comprate i motorini, non quello che vi piace, voi vi comprate quello che rubano di meno. E questo condizionamento, vedi, l'abbiamo talmente naturalizzato che non ci pensiamo manco più. Ma tu lo sai che è un ragionamento che noi facciamo sempre? Io la Panda, la Fiat non me la prendo perché io so che la Fiat è la macchina più rubata. Eccolo là. Quindi dico, a Napoli non mi conviene avere la macchina bella, non mi conviene avere il motorino, perché se tanto se lo prendono. Ma andiamo oltre. Quando noi leggiamo rubato Rolex sui quartieri di 150.000 euro, ma pure tu ti metto Rolex sui quartieri. Certo. Cioè, capisci qual è? Sì. Noi abbiamo, capito, ribaltato la normalità. Quindi l'idea mia era, io mi devo aprire dove dico io, no dove dici tu. Ma la Camorra, giustamente, non scende a patti e condizioni. 2004 inizia la mia via crucis. La tua epopea. La mia epopea. Quindi tu ti stai lamentando contro l'accettazione comunque. Sì, ma questa è una cosa. Assolutamente sì. Ok. Voglio dire, Stai combattendo l'accettazione del sistema. no, ma io ho capito un'altra cosa. Ho capito che è pure inutile combattere l'accettazione, perché io non posso essere responsabile della percezione della società. Se la società non si vuole rendere conto che seguendo questa strada noi non andiamo da nessuna parte, io non ci posso fare niente, perché fino a quando su 100.000 casi di estorsione vanno a denunciare in 20, stiamo parlando del niente. Quindi non faresti tipo il Borrelli della situazione? No, ma per carità, lasciamo perdere, no. Ok. Io ritengo, con tutto il rispetto che ho per l'onorevole Borrelli, ritengo che quella sia una strada proprio da non adottare. Ok. Lui secondo me fa degli errori madornali che non fanno altro che dividere Ancora di più la situazione ed esasperare ancora di più la situazione. Quindi il risultato è non fare niente? No, il risultato è... Allora, ti faccio una domanda Sì. e ti do anche la risposta. Sì. Secondo te,
se 100.000 estorti facessero contemporaneamente 100.000 denunce, che succederebbe? Si arrecetta una città. Esatto. Quindi, Quindi il nostro è un sistema delicato con tanti ingranaggi che non vanno mossi. eccolo là. Perché non vanno mossi? A chi giovano muovere l'ingranaggio? Bella domanda. Bella domanda. Parlate un attimo, risolvo un problema tecnico. Ma infatti il discorso è proprio questo che secondo me è interessante, cioè quello di non andare a creare un giudizio come quella cosa è giusta, quella cosa è sbagliata, ma portare, come hai detto tu bene all'inizio, a ragionare le persone sul fatto che questa consecutio temporum di scelte nel lungo periodo sta danneggiando tutti. Ma assolutamente Io sì. credo che il messaggio che debba passare, indipendentemente da quale sia la fazione politica, la fazione culturale, la fazione Ma sociale, sì, non c'entriamo manco in questa è che faccenda. questa cosa, questo sistema che noi stiamo creando, credo stia andando ad azzerare non la speranza di vita delle persone. Però non è più bello vivere in questo paese su certi punti di vista, se no non si parlava di tante tematiche come la fuga dei cervelli, i ragazzi che non investono più in Italia, chi studia magari se ne va sempre all'estero, cioè noi stiamo perdendo tutti. Stiamo perdendo la speranza. Esatto, io quello che è il messaggio che secondo me deve essere sano e non divisore, perché poi se si entra in certe dinamiche il divide e timpere è sempre la bussola di riferimento, no? Certo. Dovremmo essere più saggi forse e credere che dovremmo ragionare con un pensiero collettivo che sia sano, perché tutte le politiche economiche e sociali che si stanno sviluppando, alla fine il quadro generale è un quadro generale triste, È devastante. un quadro economico della salute del paese a livello sia proprio psicologico, sia del come funziona la sanità nel nostro paese, a livello economico, a livello di lavoro. E io credo che, senza entrare nel dettaglio, ci sono tanti centri di potere, tanti centri economici che forse stanno perdendo di vista che per nutrire il loro ego, il loro narcisismo, il loro capitalismo, stanno andando a distruggere nel lungo periodo un'intera nazione, non solo. No, attenzione, perdonami se ti interrompo. Come no? Chi mette in atto politiche del genere sa perfettamente dove sta andando. Il problema non sono loro, il problema siamo noi che pensiamo di poter muovere o smuovere le situazioni schierandoci dall'una o dall'altra parte. Il problema è esattamente questo, è un po' quello che dicevamo prima, l'ignoranza, quello di Filippo, Edoardo lo diceva, mettiti un ignorante a fianco, cambi di rendita. E lo diceva nel 64 più o meno, Ok, lo diceva il sindaco di Rione Sanità, ok. quando descrive la scena della bustarella, quindi non stiamo parlando di... è l'altro ieri. Quindi tornando al discorso di chi sono, quindi alla fine dei conti io questo ho fatto, ho iniziato la mia attività nel 2004, ho ricevuto la prima visita tentata estorsione, e mi fanno questa richiesta, un ragazzino della mia età, 27 anni avevo, mi fa questa... Guarda, la scena io penso che non la dimenticherò mai, e ti racconto questa, poi vado veloce. Io avevo aperto un negozio a Nola, a San Vitaliano, e stavo con un mio collaboratore e stavamo praticamente progettando casa. Io faccio illuminazione, quindi stavamo progettando i punti luce in casa. A un certo punto si apre la porta, entrano 3 personaggi. 2 di questi prendono le mogli delle 2 coppie per i capelli e li buttano fuori. E gli uomini non si sono mossi. Tornando al discorso, sappiamo chi sono e sappiamo come ci dobbiamo comportare, quindi testa bassa e fuori. Il terzo soggetto, Nino all'epoca, boss del clan russo di Nola, mi si piazza davanti, si mette una mano nella tasca e mi fa vedere la pistola e mi dice: tu sei uno scostumato perché hai aperto nella mia zona senza chiedermi il permesso. Io uscivo dall'università, quindi immagina, per me armi non avevo mai viste in vita mia. Avevo in testa quest'idea, quando verranno dirò, cosa che non è accaduta perché quando poi ce l'hai di faccia ti assicuro. Quindi c'avevo questo elefante in gola che non riuscivo a ingoiare. Cercai di dire qualche cosa, ma vi giuro non mi usciva niente. Lui mi fa: allora mo ti spiego come funziona, tu se vuoi rimanere aperto mi devi dare 250 euro al mese a Saracinesca e 1500 euro Natale, Pasqua e Ferragosto per gli amici carcerati. Mi faccio coraggio, dico: senti, io amici carcerati, io amici in zona non ne ho, i miei amici sono da un'altra parte, ma io intendevo veramente amici,
Non i delinquenti amici li tengo da un'altra parte. Questa cosa è stata utilizzata poi da uno degli avvocati della controparte, dicendo quello poi Leonardi C'ha altri amici c'ha carcerati. altri amici, quindi è un colluso. Pensate Ok. a che livelli stiamo. Dico, quindi lascia alla porta, per cortesia, vattene. Lui se ne va facendo spalluto, dice vabbè, ambasciatore non porta pena. La sera chiudo il negozio, mi hanno inseguito fino al carcere di Scampia, perché l'inseguimento è durato 20 km più o meno, che io avevo la Smart, sempre perché avevo una Porsche, ma non potevo far vedere che tenevo la Porsche, camminavo nella Smart, sempre per quella famosa cosa che ti devono far vedere. Comunque, nell'inseguimento, disperato, loro tre in macchina che non hai idea, mi tamponavano, me lasciamo perdere. Comunque io dico, vabbè, mo arrivo al carcere di Secondigliano, ci sta la polizia, entro nel carcere, salvi tutti, aiutatemi, ci stanno questi tizi che mi stanno inseguendo. Io in quel carcere non ci sono mai arrivato. All'altezza del bar Zeus mi tagliano la strada, la macchina si impenna e inizia a girare sotto sopra. Io mi ricordo pochissimo, mi ricordo solo che mi alzai da terra, mi cercai di mettermi mi tenevo questo calore che mi usciva dalla testa. Mi faccio per mettere la mano in testa, una ragazza mi blocca la mano e dice non ti vuoi toccare, tieni un fosso in testa. Io ho avuto praticamente Porca troia. una cicatrice di... Non ci ho fatto proprio caso. Sì, per fortuna. Ebbi 100 punti alla IVA Zanicchi, ho fatto 100. E sono stato in coma, operato d'urgenza, ma la cosa drammatica non è questa. La cosa drammatica è che il giorno dopo questi tre sono venuti in ospedale e hanno chiamato mia madre e hanno detto se denunciate vi uccidiamo a Massimiliano e Alessandro, gli altri due fratelli miei. Questo è stato il battesimo. Ho chiuso quel negozio. Ed è una cosa che non esiste, perché io là ci facevo soldi, avevo 3 persone a lavorare, chiuso il negozio, quindi per me la storia era chiusa. Ma in realtà non è così, perché tu mi insegni, la Camorra funziona territoriale. Io avevo altri 5 negozi. Da me sono venuti un sabato di ottobre il clan di Lauro, il clan degli scissionisti, il clan Mallardo e il clan russo di Cardito, tutti quanti a dire la stessa cosa. Perché io poi a quelli là per il disturbo gli diedi dei soldi, gli diedi 2000 euro in contanti. E tutti i boss che sono venuti da me mi dissero come pagate a chi là, ma tu paghi pure a noi. E io ho pagato dal 2004 fino al 2008 1500 euro a settimana a clan. Poi sono successe tante cose, nel senso che, tornando alla domanda iniziale che mi hai fatto sul raccontare quello che ti ha più colpito, fra virgolette, il sequestro di persona. Sì, no, quello che mi ha colpito assai è stato il sequestro di persona, perché quella è una cosa che è un film, cioè quello è chiaramente un film, non stiamo parlando di una storia vera. Tu che in realtà questo film lo hai vissuto e lo hai anche scritto, mi spieghi un attimo che cosa si prova a vivere un sequestro di persona da sequestrato? Esatto, te lo faccio vivere da chi subisce. Certo. Allora, considera tu sei un libero professionista, sei un imprenditore, la mattina ti alzi, dopo che stai subendo estorsioni da una vita, Ok. vai in banca per capire che cosa sta succedendo. Perché poi, credimi, 6.000 euro a settimana non si possono pagare. No. Ma neanche la Fiat la poteva pagare questa cifra. Ok. Quindi io dovevo inventarmi, credimi, lo dico per decenza, non mi sono andato a prostituire per salvare la mia figlia, la mia azienda, per dignità. Quindi io vado in banca quella mattina per cercare di capire come apparare. No? Quindi Di non arrivare alla bancarotta il giorno. No, di non arrivare anche in mano agli usurai. Ok. Perché quel pensiero l'ho avuto, ma è durato 2 minuti. Ok. Mi chiama la mia segretaria, Luigi devi correre subito qua. Già questa frase, dopo tutto quello che stava succedendo, dici madonna sai che... Bel campanello d'allarme, diciamo. Più di questo, che deve succedere? Arrivo, c'erano 3 soggetti, uno di questi si chiamava che era il braccio destro di McKay, gestiva la piazza di spaccio delle case celesti di Secondigliano. 2 Transalp, io arrivo, me lo trovo dentro al negozio, perché questi quando arrivano non vogliono sapere niente, questi comandano loro, entrano, si muovono, ragazzi, voi c'è una cosa allucinante, qualsiasi cosa, in qualsiasi posto voi siate, questa gente si sentono proprietari della vostra esistenza. Io arrivo, Luigi sei tu,
Dico sì, sono io, vieni con me. Beh, ma non è che gli puoi dire no, guardi, io veramente, lei si è presentato senza appuntamento, ma ti sta zitta. Questo mi mette sulla motocicletta, Case Celesti secondigliano, senza casco, uno a correre come un pazzo. Arriviamo in questa, praticamente, tu lo sai come funziona, le Case Celesti hanno occupato sotto là, ci hanno messo le lastre d'acciaio con le fessurine e là spacciano. Questo mi porta in questo tavolo enorme, con tutte le dosi davanti. Loro facevano cocaina e fumo. Poi ci stava questo cesto di vimini in mezzo alla stanza, pieno di soldi, ma pieno, e dentro ci stavano i 4 che preparavano. Con questo arriviamo in questo posto, quindi 4 dentro, 3, 7 persone. E questo caccia delle cambiali, lo sai cosa è una cambiale? Sì. Firma falsa, e mi dice sì, cambialo su un ghittoi, mi era 30.000 euro. Io dico scusa, ma dico senti, prendo queste cambiali cercando di capire che cosa stesse succedendo, ma io lo sapevo bene. Io portato in una piazza di spaccio, ma stiamo scherzando? Io sono stato perquisito da un ragazzino di 14 anni, Poggi. Ma chi cazzo sei? Scusa, non si può dire parolacce. No, penso che la parolaccia sia veramente l'ultimo È dei l'ultimo problemi stasera. pensiero. Sì. Comunque, questo mi perquisisce, ma fai vedere questo. Io prendo queste cambiali cercando di capire Lombardi Augusto. Dico, guarda, queste cambiali non sono mie. Vero buono sono le tue. Poi l'immagine di trattativa con questa gente, ti assicuro, sono micron vicino allo zero. Dico, guarda, io questi soldi non li tengo. Tu stai insistendo, io questi soldi ne tengo. Io lo sai, ho pagato gli amici tuoi. A me non me ne fotto proprio. Tu stai a Melito è roba nostra, non stai a Beverly Hills. Io ribatto. Dico, senti, ma non finisco manco di dirlo. Questo piglia la pistola dietro la schiena, gli mette, sai, tira il mette il colpo in canna e mi mette la pistola in fronte. E spinge. Io a un certo punto chiudo gli occhi. Credimi, io aspettavo la botta. Penso che siano stati i secondi più lunghi della mia esistenza. Mi passa davanti, l'ultima scena che ho visto del mio cane, dico, ma non è mo chi lo lascio il cane? Che fine fa il mio cane? Apro gli occhi, mi sposto, perché io poi da là dentro me ne volevo andare, non ci volevo stare là dentro. Dico sì, vabbè, hai già capito. Allora fa una cosa, io mo cerco di capire che sti soldi come te la giarà. E gli do le spalle. La sera scena del gladiatore, come ti permetti di dare le spalle all'imperatore? Che stavi aspettando la botta. No, là no. La cosa che mi ha colpito molto in quella faccenda erano le risate che si facevano gli altri. Comunque gli do le spalle a questo personaggio e lui mi prende per la camicia e dice, allora non ho capito niente. Dice, mo ti faccio capire come funziona qua. E mi butta in questo bagno non finito, dove non c'era nemmeno la porta, c'era solo la tazza con questo specchio. E fa vicino agli altri due, se esce da qua dentro sparatelo, poi lo butto io. Cioè, capito di che cosa stiamo parlando? In quel cesso, scusami, io ci sono rimasto dalle 9:30 di mattina alle 3 di notte. A un certo punto loro, ci sono due cose drammatiche che mi hanno proprio colpito in quella giornata. A un certo punto loro chiudono all'1 per andare a mangiare, perché giustamente i poverini hanno lavorato tutta la giornata, lo spacco ci vuole, loro chiudono tutto. Io con gli occhi aperti non vedevo niente. Sai quando si lasciano i cani a guardia? Io ero stato un imprenditore lasciato nel cesso per una richiesta estorsiva. Allora, visto che questa ad oggi penso sia la storia più forte che abbiamo sentito al podcast, io direi anche che questo veramente è proprio Gomorra. Cioè, tu mi stai raccontando adesso una scena di Gomorra? Sì, tranquillamente. Penso potrebbe essere tranquillamente una scena di Gomorra. Ok. Ad oggi come stai? Come stai? Come stai combinato? Come stai in Combinato generale? e poi anche psicologicamente. Come stai? Perché io farei un anche applauso per la forza mentale di quest'uomo, che penso sia uno degli uomini più forti che abbia mai conosciuto nella mia vita. Sì, che Sono sincero. mo stai ridendo, però io non so se... Credo che uno debba anche avere Si l'umiltà sta di ridendo. conoscere persone che affrontano, non Ragazzi, dico da grazie. sole, però comunque hanno No, non affrontato puoi dire. Davide e Golia, possiamo dire che esistono. Sono realtà. Ti ringrazio, grazie. La vostra stima, la stima dei giovani per me è fondamentale. Poi
detto da giovani che si sono messi in testa di rendere questo pianeta un posto migliore, questa Napoli un posto migliore, non posso fare altro che No, vabbè, accettare. io quello c'ho perso le speranze. Cioè, ecco, vedi, io e lui siamo l'opposto. Perché per me non c'è niente che proprio possa salvare, non la città è bellissima, ma noi proprio come popolo. Ok, io penso che non c'è, io la vivo con un cinismo tale che non ho vissuto quello che hai vissuto tu, ho ascoltato tante storie, basta, io ho finito. Cioè non ho nemmeno iniziato, ho finito, sono sconfitto prima di partire. Sì, vabbè. Non ho le palle sicuramente di fare No, non è una quello che hai questione. fatto tu, quello No, che no. farebbe chiunque altro con una coscienza da cittadino napoletano. Io ho perso, ma voglio capire adesso come tu invece stai cercando di vincere questa battaglia. No, in realtà poi succedono tante cose. E considera che, come dicevo prima, questa è una storia che va avanti da 20 anni. Ragazzi, 20 anni. Perciò non è una cosa che No. che finisce. Io dopo questa tentata estorsione, cioè dopo questo sequestro di persona, che loro poi, non avendo io più soldi, loro si è conclusa si sono venuti a prendere una macchina e una moto. Ok. Quindi si è conclusa l'estorsione e quel tizio, andando via, dice una cosa, mi dice, valutando la macchina e la moto 15.000 euro, dice per il resto ci vediamo a fine mese. Quindi io veramente avevo quest'altra spada di Damocle, allora, io ho iniziato a pagare le estorsioni per paura che facessero qualcosa alla mia famiglia, che mi ammazzassero. Io l'ho sempre messo in cantiere. Non mi interessa di morire per mano di chi, ma buona a questa gente io non gliel'avrei mai data. L'ho fatto solo per tutelare la mia famiglia. Dopo questa storia che si sono presi la macchina e la moto, ho seduto mia madre e i miei 2 fratelli, mio padre già non c'era più all'epoca, nel senso che era andato via, e gli dico, domani mattina io vado a denunciare a tutti. Mia madre si fa bianca come il latte e mi dice, Luigi, a mamma, se tu vai a denunciare io non ti rivolgo nemmeno più la parola. Ed è stato così per 14 anni, ma io dai carabinieri quella mattina ci sono andato. Di denunce io ne ho fatte 30. È scaturito un primo maxi processo su quelli di Nola, 174 arrestati. Io ho fatto il processo all'Aula Bunker di Poggioreale, ragazzi, un film, 160 persone dietro di me nelle sbarre, 320 avvocati perché la legge dice che ognuno di quelli ha diritto a 2 avvocati, 5 persone in videoconferenza e 1 con un cappuccio in testa con i carabinieri attorno, 26 persone fra giudici, cancellieri, un film. Mi sono alzato quando è stato il mio momento, ho raccontato quello che mi era successo, ho confermato tutto quello che mi era successo, mi hanno seguito fino a casa, mi hanno intofato di mazzate quella giornata, ma io ho confermato tutto. E quella gente, i 160 persone, in realtà 81, perché poi c'è anche da dire un'altra cosa, questa gente si fanno difendere dagli avvocati più bravi, perché hanno i soldi. 81 condanne in via definitiva, 850 anni di galera. Tu dici, ma quindi almeno si sono fermati un attimo, mo ci sono i nipoti, perché dopo di loro ci sono stati i figli. Ma questa è la storia, no? Non è che la Camurra la interrompiamo da un giorno all'altro. Poi si sono innescati gli altri processi, altri 4 processi contro 4 clan. E qua diventa complicata la faccenda. Qua ho imparato a mie spese che il nemico vero è lo Stato, o meglio, parte dello Stato. E ti spiego anche perché. Abbiamo detto che ci raccontiamo i fatti, no? Noi non diamo ideologie, non diamo direttive. Io racconto il fatto, poi ognuno dal fatto è libero di trarre le proprie conseguenze. È iniziato il secondo processo. Il secondo processo ha avuto una svolta dopo 2 anni di fermo sulla questura. Ha avuto una svolta perché è andato in onda un programma delle Iene, quindi io vado sotto scorta a 8 ore dall'andata in onda del programma delle Iene perché il magistrato De Falco scrive: questo ragazzo corre un serio ed imminente pericolo di vita. Scorta. Io sono 10 anni che vivo sotto scorta. E vivere sotto scorta è un ossimoro. Sotto scorta non si vive, si sopravvive, è diverso. Ma detto questo, inizia il processo con quindi il processo diventa mediatico ed è un'altra cosa che non va, perché in Italia se il processo non è mediatico
non si muove. Questo volevo dirti, cioè il fatto che per smuovere qualcosa, qualche Ma ti rendi coscienza, conto? tu devi andare virale Ma ti rendi conto? Ma, sui social, devono parlare di te. ma di che stiamo parlando? Esce la sentenza il 23 dicembre. Ok. Si è mai vista una sentenza il 23 dicembre? Io non l'ho mai Hai vista. festeggiato così il Natale? No, sì, mi hanno fatto un pacco natalizio e tu non puoi neanche immaginare. Che regalo ti hanno fatto? Su 12 persone, Ok. solo 3 condannati. E guarda poi le chiavi di lettura. Il tribunale dice che io sono poco attendibile perché praticamente le mie dichiarazioni non si trovano con i tempi. Che ci sta, no? Che dal 2008 fino al 2013, che poi si è iniziato il processo, magari una data non me la ricordo, magari sono sotto pressione, magari sono delinquenti, stanno tutti a spasso, magari io li incontro tutti i giorni a questa gente, no? Quindi ci sta? No. Il tribunale dice lei è poco attendibile. Poi il tribunale dice noi non possiamo condannarli tutti questi qua che lei dice di aver pagato, perché, caro dottor Leonardi, mancano le movimentazioni bancarie che attestano il pagamento delle estorsioni. Quindi praticamente, secondo il tribunale, tu hai vissuto una scena di Trainspotting, però... Dovevo tracciarla in banca. No, ma non solo, cioè per sfizio ti sei messo a fare nomi e cognomi di tutti quanti Che poi stranamente erano tutti delinquenti. e per sport stai portando avanti questa cosa. Sì, per sport, sì. E quindi non ti... E quindi loro dicono la assolviamo. Poi cade l'aggravante del metodo mafioso, questa è una delle mie preferite, perché dice siccome io non sono un esperto di armi, da questa distanza non potevo distinguere se la pistola fosse vera o fosse finta. Quindi sta. nel dubbio Giusto, è finta. giusto. Assolto. Perché lo lo sai- sai, ci stava il coso arancione. Non lo sai, il tappino rosso. Tappino rosso. Perché tu lo sai, no? La faida di Secondigliano, 104 morti se l'hanno fatta con la pistola ad acqua. Ok, Giusto? sì. Se quello che mi ha sequestrato, la questura scrive appartenente al clan, è credibile che questo viene con una pistola da me? Perché tu tribunale mi stai chiedendo questa cioè stai portando avanti la tesi che questo tizio è innocente, delinquente ma innocente. Stranamente poi sai che cosa è successo? Anni dopo, 3 anni fa per esempio, uno di questi che io ho denunciato, un certo l'hanno arrestato per lo stesso motivo, perché è stato poi ritenuto uno dei sodali del clan Licciardi, dell'alleanza di Secondigliano. Scusate, ma non lo potevate arrestare all'epoca? Potevate credermi visto che venivo da un altro processo? Che cosa è successo? È successo che i giudici non si vogliono sentire tirare per la giacchetta. Il processo è mediatico? Bene. Tu non mi devi dire quello che io devo fare. Perché siamo sempre questi ingranaggi complicati Esatto. che se ne togli uno crolla tutto. Crolla tutto. Anche perché io mi sono sempre messo anche contro le associazioni antimafia napoletane. Quindi se tu mi dai voce, io divento attendibile. E se dico per esempio che Saviano ha detto una marea di stronzate, io combatto contro il sistema. Quindi è incredibile perché tu invece di comunque aiutare o farti aiutare dalle persone che comunque vorrebbero su carta la stessa cosa tua Esatto. e predicate comunque lo stesso verbo. Sono dannoso. Sì, ma Diciamo non sono utilizzabile, mettiamola così. Esatto, Ok. non ti schieri. non ti Non schieri, è utilizzabile. esatto, completamente anarchico, cioè non te ne fai di problemi perché stai portando avanti la tua ideologia, questo No, in realtà io portavo... No, io vorrei tornare a fare l'imprenditore. Cioè, in ok. realtà non ho mai smesso. Semplicemente, Non ho mai smesso di fare l'imprenditore, per fortuna. Lo Stato in questo non mi ha mai aiutato. Mi hanno anche bocciato un risarcimento danni di un incendio importante che ho avuto, perché la prefettura di Caserta dice per un cavillo burocratico non mi hanno dato 500.000 euro che potevano essere un rinizio tanti anni fa, ma io ho ricominciato lo stesso. Però in realtà io dico la verità, ma non è la mia, ci sono i fatti. Io vi riporto quello che mi è successo, ma non avrei bisogno, mi hanno dato del mitomane, mi hanno dato di tutto. Io vi riporto un fatto. Se a voi i fatti, la realtà non vi interessa, perché non la potete come il DAS manipolare e farci quello che volete, tesoro, bella mia, ma il problema non sono io, il problema sei tu che hai bisogno nella vita
per essere qualcuno, di manipolare la realtà. Tu cambi di espedienti, manipolando di tutto di più e facendone una battaglia ideologica. Quindi l'ideologia di chi stai sposando? La tua. E quindi scusami, tornando al discorso del gioco che è fatto di 1000 tasselli. Calmiamoci un po' e beviamo un po' di caffè. Visto che stiamo parlando di tasselli, di gioco, di tutta una serie di cose intrecciate, Sì. dalla tua esperienza, se non era la verità ciò che si cerca, che cosa si cerca? Che cosa vende allora? Qual è la morale che tu hai tratto da tutte queste esperienze? Se non è la verità, quello di cui la gente ha bisogno. La gente non ha bisogno della verità. Brecht diceva, povero quel popolo che ha bisogno degli eroi. Noi siamo andati oltre. Noi abbiamo bisogno dei falsi eroi, perché ci lava la coscienza. Che se tu sequestri un bene alle mafie e lo dai ad un'associazione antimafia, che magari là non ci faranno niente, non metteranno gente a lavorare, camperà solo chi si prende quel bene. Tu ti sei lavato la coscienza. Abbiamo tolto i soldi alle mafie, abbiamo tolto il potere alle mafie. Ma in realtà non è così. Se tu porti avanti, alziamo l'asticella, legalizziamo le droghe leggere, è una puttanata di quelle mostruose. Davvero? È una puttanata di quelle mostruose. La delinquenza non sta aspettando altro. Perché io logicamente ho sempre pensato, sai, il pro, che tutti ci diciamo legalizziamo le droghe leggere perché così in strada i ragazzi Sì. non vanno più a comprare, Come no? Certo. ok? Allora, Ho io sempre pensato che logicamente arrivando ecco ad un risultato del genere, ho sempre pensato ok, sì, effettivamente è così, assolutamente no. ok? Per tutta una serie di motivazioni. E se voi ne parliamo, anche perché, allora, domanda che poi ho imparato, mi sono salvato la vita facendomi le domande. A chi fa comodo? Chi porta avanti questa battaglia? A chi fa comodo la legalizzazione delle droghe leggere? A chi fa comodo questo sì? Allora, non a chi ne usufruisce perché probabilmente pagherebbe pure di più. Sicuramente. Sì. E quindi allo Stato? A quale parte di è un'ideologia? Allora, è stato fatto questo DDL, no? Questa idea, questa proposta di legge. Questa proposta di legge l'hanno portata avanti. Io ho visto Saviano, tornando al discorso, che si appicciava una canna, legalizziamo le droghe leggere. Bene, lasciando perdere questa ideologia, a chi fa comodo? Fa comodo a quelle persone che hanno capito che muovere un gregge porta voti. Voto si traduce in un posto fisso a 15-16 mila euro al mese con tutta una serie di agevolazioni, mettiamola così. Ma io la domanda che mi faccio è ancora un'altra. Ma veramente possiamo pensare, così come per l'alcol e per il tabacco, che questa roba faccia bene ai nostri giovani? Ma veramente è quello che vogliamo? Hai ragione, in farmacia costerebbe 12 euro. Lo sai la delinquenza quanto lo paga un grammo? 1,50 euro. Come gliela fai la guerra a questi? Andando oltre. Dai. Andando oltre proprio no, proprio ciò che è chimico, la sostanza in sé. Andiamo oltre questo. Quindi noi siamo arrivati comunque, cioè tu sarai arrivato alla consapevolezza che ognuno si fa i cazzi suoi. Assolutamente sì. Queste, Si cioè, salvi perché chi questo può. sto capendo. Ok, Ma questa cosa del io ora, senza entrare nel dettaglio che può essere la politica, l'organizzazione criminale, eccetera, eccetera, ma questo modus operandi che magari si traduce anche in persone per bene che si fanno i cazzi loro tra di loro, a discapito dell'altro, senza entrare nei macrosistemi che gestiscono la legge dell'universo, ma non è forse proprio il modus operandi della cultura odierna? Cioè, non so se è sempre stato così, se oggi è di più, se oggi è di meno, ma questo pensare, io sentivo un professore universitario che faceva un discorso dove diceva l'essere umano è nato per essere cooperativo a livello biologico, invece oggi a livello capitalistico siamo competitivi, cioè che per raggiungere il prossimo step soggettivo siamo disposti a distruggere l'oggettivo attorno. Certo. Ma non è che forse a lungo andare stiamo entrando in una filosofia culturale magari oggi dove ci tagliamo tutte le gambe a vicenda per raggiungere un qualcosa che poi realmente non ci rende neanche felici?
Perché la maggior parte degli obiettivi che uno si pone, che sono ormai quasi tutto e spesso, sai, vuoi avere quella macchina, quell'orologio, quello stile di vita, e ci dimentichiamo dell'altro. Non è che forse la vera felicità è ricominciare a ricordarsi dell'altro piuttosto che andare in questa cultura del distruggere per primeggiare. Questa è l'idea. In realtà sì, è assolutamente così, però c'è anche un dato di fatto. Io ho imparato a mie spese che ne ho 50 anni, la società è veramente si salvi chi può. C'è da dire che senza soldi non si cantano messe, soprattutto in un paese dove anche fare una visita specialistica è molto molto complicato. Quindi, oddio, questo taglio però non mi sembra proprio speranzoso, magari per chi ci sta sentendo. Però secondo me sì, la società si muove in questo senso. Tante domande non ce le facciamo, se possiamo decapitare il prossimo lo facciamo. Mia nonna diceva una cosa, ragazzi, i guai sono di chi li tiene. Dico voi, generalizzo, che state qua, voi non capirete mai cosa vuol dire avere un'estorsione. Non capirete mai cosa vuol dire guadagnare 1.000 euro al giorno e imparare a campare con 2 euro a settimana, 5 euro a settimana. Non lo capirete mai. Io ve lo posso raccontare. Tu non capirai mai cosa vuol dire subire un sequestro di persona. Il valore, la società che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe tutelare tutti, perché tutti siamo soggetti a quello che mi è capitato. Io so perfettamente che se tu subisci un'estorsione e vieni a parlarmi di estorsioni, io ti capisco, empaticamente, socialmente, e stai sereno che se io ho uno spirito collaborativo, io farò di tutto per evitarti di perdere tempo e per arrivare alla risoluzione del problema quanto più meno traumatico è per te, perché già hai subito un trauma. Ad oggi non è così. Se io mi rivolgo ad un'associazione antimafia, faccio un esempio, che tutela le vittime e dovrebbe evitare tutta una serie di passaggi che ti portano sofferenza, perché io faccio l'imprenditore, non mi voglio occupare, io non ne voglio sapere più di un avvocato penalista dopo 20 anni. Tu mi devi tutelare con tutte con tutte le armi che lo Stato ti ha dato e che tu dici di avere. Ma se tu persegui soltanto il tuo interesse privato, ma io che vengo a fare da te? È chiaro. Che vengo a fare da Ti te? voglio fare una domanda che è un po' un'offesa, secondo me. Vai, offendimi. Sei sicuro? Vai schifo. Non hai mai pensato di andartene e basta? Assolutamente sì. Ma non da Napoli. Io ho pensato di andarmene da questo mondo. Dall'Italia. No, ascoltami. Ho pensato di andarmene da questo mondo. Ho pensato di andarmene dall'Italia. Io lo so che è una sconfitta. Cioè, No, non è una sconfitta. No, è una. No, ragazzi, È una presa di consapevolezza più che altro. Allora, stammi a sentire, ti parlo come un padre. In un paese dove ci vuole coraggio a restare c'è qualcosa che non torna. Paolo Borsellino, dopo che hanno ammazzato Falcone, è rimasto più di 50 giorni a Palermo. Quando il fratello Salvatore Borsellino gli ha detto "Ma tu che ci fai là? Vattene, vieni da me, io sto a Milano". Dice "Io resto qua, perché questa città a me non mi piace e devo fare di tutto per cambiarla". Ma è un sacrificio che non andava fatto. Cioè è una cosa che non esiste. Noi ancora oggi, ragazzi, sono passati 32 anni, non sappiamo ancora chi li ha uccisi e non lo sapremo mai. perché se lo venissimo a sapere poi l'orologio smette di funzionare. Cade tutto il sistema. Certo. Cade tutto il sistema. Ma il sistema sta ancora là. Si rinnova nelle persone. L'ideologia è sempre la stessa. Seguite i soldi se troverete le mafie. Il 99% delle cose storte che accadono in questo paese sono sord. Quindi è sempre... Chi ne paga io le mi faccio conseguenze? i fatti miei. Esatto. A cascata, questo farsi i cazzi propri, chi lo paga? Noi. Noi, In il realtà, popolo. tutti. No, i deboli. Eccolo là, i deboli, gli ultimi pagano questa storia. Chi sono la maggior parte. Certo. Perché oggi siamo ad un divario storico tra le ricchezze del mondo Mai e visto, l'assenza mai di visto. diritti nell'altra parte, che c'è un divario così ampio che io credo... Ma perciò dico, anche proprio intelligentemente parlando, io credo che ormai nella società di oggi, io credo che si respiri un malcontento generale. Perché io credo che mentre magari nel passato anche nel nostro stesso paese, nei famosi anni 80, come molti raccontano,
si viveva anche magari un benessere fittizio sociale. No, era un benessere. Lascia perdere che magari i conti del bilancio dello Stato erano allucinanti. Ma Però c'era un benessere. era diverso. Prima dell'euro era diverso. Confermi ragazzi. quindi questo benessere. Ragazzi, io prendevo 100.000 lire a settimana. Tenevo 17-18 anni, scendevo, facevo il pieno alla macchina, facevo tutta la settimana, andavo Perfetto. a ballare, facevo i cazzi miei, Perfetto. mi restavano i soldi in tasca. Perfetto. Prima E allora qui nasce la mia riflessione. Chiunque gestisca le grandi, diciamo, dinamiche politiche, eccetera, eccetera. Ma io mi chiedo, ma conviene avere un popolo che sempre più sta subendo e vivendo un malcontento? Ma certo che conviene. Tu dici che convenga? Ma conviene a loro, ma Gesù lo dicono i fatti. Ma ragazzi, ma affamate un popolo, dategli quel poco alla volta e sempre il popolo... Ma io penso che questo poco alla volta ce lo stiano togliendo a poco alla volta invece che darlo ogni tanto. Io credo che stiano togliendo sempre più dignità alle persone. E la si dignità, stia creando anche una rabbia... What is the dignity? Che Una- cos'è la dignità? Le persone veramente hanno una dignità. Al giorno d'oggi la maggior parte delle persone... No, io non Se accendi credo. TikTok capisci il contrario. Eccola. Ma veramente? Ma stiamo scherzando? Ho capito che dici, però secondo me oggi stiamo toccando delle dinamiche... Io vi do una notizia drammatica, scusami Come? se ti ho No, no, interrotto. Questa società la renderanno migliore poche persone. Sono quelli pensanti come voi. Sono quelli che Grazie per sono, lasciarmi pensare. sì, sono quelli che ci credono ancora. Lui sotto lui vedi dice che non crederci, ma in fondo ci crede ancora. Ma questa patata bollente tocca a voi, così come toccherà alle generazioni dopo di voi. È un processo lentissimo, non arriveremo a un cavolo. Ma se non ci fossero persone pensanti che almeno cercano di salvaguardare e tutelare i più deboli, la maggior parte della società, della popolazione, si muove in tutto quello che stiamo dicendo. Non me ne fotte un cazzo. Le estorsioni, dico perché è la tematica di oggi, basta che la fanno a lui e me che me ne fotte. Avete mai sentito la frase ma ucciso agguato di Camurra? Meno male che si uccidono fra di loro. E le vittime innocenti? Francesco Pio Maimone? Giorgio? Esatto, hai detto un nome a me caro perché io A noi, caro. organizzammo una cosa al teatro, un evento al Teatro Isi dove io partecipai con il mio monologo teatrale e il discorso proprio paradossale che io feci alla fine della giostra fu il seguente: da una parte c'è un ragazzo che ora è morto, dall'altra un figlio di una madre comunque che è andato in galera, ma alla fine sta situazione, ma a chi giova? Cioè, capito che ti voglio dire? Da una parte ci sono persone che comunque perdono la libertà e la vita in una maniera consapevole o meno, ma la perdono perché poi non voglio neanche sindacare, perché magari alcuni nascono in situazioni dove non è facile scegliere e non è facile conoscersi, non è facile capirsi, non è facile studiare, ma non solo il libro di scuola, proprio studiare e socializzare in una certa maniera sana. Dall'altra parte c'è chi ci ha provato e magari il figlio lo vede comunque morto per un gesto sbagliato, ma alla fine tutto questo sistema A chi giova? a chi giova? Lo sai, spesso ne abbiamo parlato, Luigi, qua al podcast con tante altre persone, proprio di questa tematica e tu spesso la metti in mezzo, ovvero il ragazzo che è venuto vicino a te e ti ha puntato la pistola in fronte, ma lui quanto è contento e soddisfatto di un Ha mai gesto del visto genere? altro? Non solo ha mai visto altro, ma magari se potesse Ora vado in controtendenza. Dici. guadagnare diversamente senza rischiare, non sarebbe meglio per tutti? Scusami se rido. Puoi fare quello che vuoi. No, non si di no. Non ho riso di te, ho riso diciamo, Situazione. del contesto perché l'ho vissuta questa cosa. Allora ragazzi, chiariamoci un attimo, ma giusto per raccontare sempre i fatti. Una sentinella in una piazza di spaccio guadagna 100 euro al giorno per 8 ore di lavoro. Gli danno il telefonino, scarpe, vestiario e motocicletta. Quindi lui prende per 700 euro a settimana, 2800 euro al mese. Un operaio specializzato di primo livello prende 90 105 euro al giorno massimo, i miei prendevano sui 90 euro. Poi ci deve pagare le tasse, poi tutto il resto appresso. È capitato di offrire un lavoro a questa gente.
Senti, vieni a lavorare quanto temporario, ma giusto per 1200 euro al mese, benicchio di donchi a te. Io guadagno da una settimana 1200 euro. Faccio una battuta di cattivo gusto. E vuoi dargli torto? No, gli vuoi dare torto, però attenzione, Capito? non deve essere un giustificativo. Mai. Però Punto 2. buttandola sull'assurdo. No, ma il teatro dell'assurdo io lo assisto quando si dice poverino perché non gli è stata data una seconda opportunità. Attenzione, Certo. il 95% delle persone, dei delinquenti, decidono di fare delinquenti. Da me ogni sabato che subivo le estorsioni venivano tutti sabato. Quando non venivano i boss, venivano i guagliun. Molto spesso i boss mi abbuffavano di mazzate, io non potevo reagire, uno mi ha spezzato anche un dente con un anello. I ragazzi attorno ridevano, 16, 15, 17. E il boss diceva imparate, ma si fa così, una sorta di alternanza scuola-lavoro. Quindi quelli che fanno i delinquenti vogliono fare delinquenti. Sai qual è l'errore dov'è? La società riflette il proprio io su questa gente, pensando che in questa gente ci sia del buono. Ma questa è merda. Nella merda non c'è niente di buono. Questa gente è il cancro della società e tiene per le palle il buono che c'è di questa società. 99,9%, questa è una mia idea di quello che ho vissuto, poi per carità può anche essere, io poi le domande le faccio, quando vado agli incontri con Ciambriello, con tutta quelli là Libera che fanno i percorsi di recupero per i ragazzi di Nisida, dico perdonatemi, da imprenditore ragiono, voi investite soldi, giusto? Su 100 ragazzi, quanti ne avete recuperati? Che significa? Ok, niente, nessuno. E allora fatemi capire una cosa, qual è il problema? Dove sta? Veramente è possibile mai che Giorgio è stato ammazzato perché ci sono stati questi ragazzini? Quello che ha ammazzato Giorgio già si era fatto a 14 anni un tentato omicidio. A 14 anni. 14 anni un tentato omicidio. La famiglia non ti dico. Però poi sai che succede? Scusate, questo è 14 anni di tentato omicidio, la famiglia non è stata in grado, levategli il bambino, levateglielo sto ragazzo. No, che fai? Tocchi i bambini, no, che fai? No, il recupero, non le... Ma che state dicendo? Eccolo là che cosa è successo. È successa la seconda occasione. Questo ragazzo mo, da 20 anni che aveva preso in prima udienza, mo è sceso a 12 anni. Ma voi pensate che questo si fa più di 6 anni? E in tutto questo, come viene eletta dall'altro lato? Oh, chi l'ha accisa uno. E capite chi è questo? E sta facendo carriera all'interno della malavita. Questo pure l'abbiamo detto più volte all'interno del podcast, il fatto che là si fanno delle masterclass in prigione. Ma assolutamente, ma state scherzando? Sì, però ragazzi, noi ci stiamo ponendo tante domande. No, che però, cioè le risposte chiaramente non le dai. No, non le diamo, ma... Non ci sono. No, però assistiamo. Un omicidio a Piazza Municipio è indicativo. Se io dico, vabbè, ma è successo a lui, non è successo a mio figlio, meno male, che significa? I falsi miti, le ideologie, con la vita reale non hanno niente a che vedere. Non hanno niente a che vedere. Noi ci siamo abituati ad una città mafizzata. Questa città dove ti giri è mafizzata. C'è la mafia dentro, via Roma. Ma vi pare normale che ci sono, ad esempio, venditori ambulanti di falso dovunque? Piazza Bellini, spacciatori dovunque. Ma vi pare normale una cosa del genere? Dice, ma loro sei razzista? No, io non sono razzista. Per me può essere pure a può. Ma se non rispetti la legge, c'è qualcosa che non funziona, anche perché il falso è legato a Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi muoiono 20 persone al giorno. Ma le domande ce le vogliamo fare? Perché se abbiamo deciso di non farci le domande, raccontiamoci come siamo belli. Perdiamo 8 ore al giorno su TikTok. Io penso che più che non farsi le domande, io credo che le persone Siano stanche. e non abbiano più la se non speranza. combattono? Perché non c'hai... È come se tu avessi letto
letto già un libro, lo stesso libro più volte, che però finisce sempre col cliffhanger. Nella vita, secondo me, bisogna scegliere se essere attori o spettatori. L'essere attori, a parte il coraggio, l'etica, la morale, presuppone una presa di posizione. Se a te una cosa non ti sta bene, tu devi lottare affinché quella cosa la devi cambiare, che è nel tuo diritto di lottare, nel tuo dovere, non diritto, nel tuo dovere lottare perché affinché una cosa non ti piaccia. Ma che cosa si traduce questa cosa? Io ho un'estorsione. Mi venite a chiedere un'estorsione, che cosa? Io due cose posso fare. O vado dai carabinieri, o vado dal boss più in alto di te. E magari faccio anche il colletto bianco, perché poi i soldi li potevo pure pulire, no? Io ho fatto quello che mi sentivo di fare. La gente deve fare i conti con questa storia, devono fare quello che devono prendere una posizione, che è facile. Lo Stato non c'è. È troppo facile sta cosa. Perché poi lo Stato non c'è, tu fai i cazzi tuoi, perciò lo Stato non c'è. Devi decidere cosa fare, perché voi giovani un giorno avrete dei figli. Io figli non ne ho, ma tutta questa storia che io sto facendo, perché quando incontro i ragazzi nelle scuole, io li devo guardare negli occhi e devo dire, io anche per te mi sto battendo. Perché tu devi decidere di fare l'imprenditore dove cazzo vuoi. E nessuno ti deve venire a dire tu sei uno scostumato, ma chi cazzo sei? Questa faccenda ci dobbiamo fare i conti tutti. Ragazzi, la rivoluzione si fa solo con la rivoluzione. Se voi pensate di guardare, assistere senza muovere un dito in quello che è un sistema collaudato, ma state proprio fuori. Chiaro. Bisogna rivendicare. Mi sono messo contro la mia famiglia, sti cazzi. Mi sono messo contro l'antimafia, sti grandissimi cazzi. Io lo dirò sempre che l'antimafia è peggio della mafia. Lo Stato non mi ha aiutato, non mi interessa, io vado avanti lo stesso. Fino all'ultima forza che avrò dentro. Se un giorno io me ne dovessi andare da questo paese, io non scappo. Io ho deciso di andarmene, perché mi sto riappropriando della mia pace e della mia serenità. Assolutamente. Basta, io nello Stato non ci spero. Il 22 ottobre c'è processo, e ve lo dico adesso. Assolveranno tutti, io ne sono certo. Assolveranno tutti, e io stesso quel giorno firmerò per l'uscita dal programma di protezione. Io la scorta non la voglio più. Ma Nakamura, a posto, non mi interessa. Voi avete determinato questo sistema, benissimo. Io mi sono messo contro lo Stato e contro l'antistato. Voi non siete stati capaci. A posto. Ma non vi azzardate ad andare in televisione a dire l'antimafia, la legalità, che non sapete anche dove sta di casa. Ma ognuno di noi deve fare quello che sente di fare. La gente vogliono perdere il tempo su TikTok a fare tarantella, come diceva quel bambino, e a fare i cavoli loro. Bene. Io lo dico sempre ai ragazzi. Voi volete andare a fare la legalità dietro i cartelloni, ma se mi fumate le canne e le andate a prendere in mano a questa gente, non va azzardate, perché voi a questa gente li state finanziando. O tu fai canne o parli di legalità. Due cose non le puoi fare contemporaneamente. Devi decidere. Quindi tu praticamente il 22 ottobre vai a scegliere... Di che morte morire? No, vai a scegliere se rinunciarci o proseguire o andare avanti. Il 22 ottobre c'è il processo di ritorno dalla Cassazione, che è una cosa allucinante. È one shot. Quella mattina decideranno se quelle persone che io ho denunciato sono colpevoli o innocenti, che sono state già ritenute innocenti, nonostante tutto. Se quella mattina loro continueranno ad essere innocenti, io alzo le mani. Secondo la legge... E dici ci rinuncio. Ma certo, e che posso fare più? Ho sbagliato, chiedo scusa, toglietemi la scorta perché non serve più. Se voi ritenete che queste persone che ho accusato sono delle brave persone che sono innocenti, levatemi la scorta, io non corro pericoli. E io torno a fare l'imprenditore, libero. Posta a me l'idea che se corro pericoli, è una mia scelta. Ma per coerenza, io questo passaggio lo devo fare.
Se no di che stiamo parlando? Perché la scorta, per carità, è bellissima, ti vengono a prendere la mattina, ti accompagnano a destra, a sinistra, non spendo soldi di benzina e mi lasciano a casa. Ma di che stiamo parlando? È la mia libertà? L'avete considerata quella? Io una frase, infatti la frase mi ha colpito quando hai detto io non ho figli. Io per scelta non ho avuto figli. Io credo che a te per un estremo altruismo ti sia stato tolto forse l'amore più grande della vita. Esatto. E credo che riflettere su questa cosa sia il fulcro, cioè nel senso che si può essere, ecco, questa è la cosa che forse rattrista chi ascolterà questa storia, che a fare l'eroe, a fare del bene non si diventa, Assolutamente. ti regalano una targhetta ogni tanto. No, non si diventa. Io sto pensando un'altra cosa, che per come la vuoi interpretare e chiudere tu poi questa storia, per come me l'hai raccontata, vuoi dire, poi il messaggio che lanci è che non serve a niente. No, assolutamente. No, è proprio l'esatto contrario. Serve. Sai perché serve? Perché se smuovi anche una sola delle coscienze che sentiranno questa intervista o di ragazzi che io incontro a scuola, quella è la speranza. Falcone era una persona, era un ragazzo. Borsellino era una persona. Impastata era una persona. E a modo loro, a piccoli passi, hanno cambiato hanno cambiato la cultura della gente. Se oggi noi stiamo qua, è perché sulla scorta di quell'idea forte, voi l'avete recepita. Potevate pure dire, ma a me che me ne fotte. Facciamo bordello su TikTok, abbiamo i follower, incassiamo e facciamo. Voi avete scelto un'altra strada, che è la strada, e questa è speranza. Se voi state intervistando a me che acchiappo ammazzata da 20 anni e mi guardate con stima, questa è la speranza. Le idee degli altri, le idee cammineranno su altre gambe, diceva Falcone. E questo sta succedendo. E che cosa c'è di più potente di questo? Voi siete la speranza. Il mio messaggio è questo, è esattamente il contrario di quello che hai detto. Non me ne fotte un cazzo di follower, di YouTube, non me ne fotte un cazzo. A me la cosa importante è che il mio sacrificio non vada sprecato e le mie idee stanno camminando sulle vostre gambe adesso. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho fatto sì che nella mia vita io ho reso il mondo migliore, perché ho consegnato un'idea di etica, di morale, di libertà a dei giovani. Io ho vinto. A prescindere da questo cazzo di processo, io ho vinto. Poi facessero quel cazzo vogliono loro. Finiamo. La chiuderei proprio così. Sì. Luigi, ti ringrazio Grazie di essere stato passato. qui. Grazie per il tempo che ci hai concesso. È un onore, è stato un onore veramente, grazie ragazzi. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie.